Questa vaina è stata con Giudu de sa Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Quinto calendas Iuni. In Sardinia, Sanctorum Martyrum Emilii Felicis. Priami et Luciani. Qui pro Christo certantes coronati sunt. In sardu iadessi. A sub 28 de Maio. In Sardigna, martirio dei Santus Millano, Felici, Pillimo e Luciano, chi apposti dessi combattiu po Cristo sa bona battaglia, danta ricciu po premio, sa corona de gloria. Con custus fueddus de su martirologio romano, e custu libro, comenzaus sa prima puntata de una serie televisiva che è intitolata Sardigna Sagrada. Questa trasmissione è un viaggio che volevo fare tutti impari a sa scoperta della storia di tutti i santos più antichi della Sardegna. Su martirologio questo libro è un libro liturgico della Chiesa Cattolica e in noi ci sono iscritti i nomi di tutti i santos dell'antica Chiesa. Funti ordinaus a seconda dessa diri dessa motti terrena. Comenzaus proprio con Millano e Pillimo, poi taga a seconda dessa tradizione storica sarda, funti is martiris prus antigus de dottus a Sardigna. Andaus a viri poitta e ghini dunarada. S'agattaus in satrio su Alazio de s'arciobispo de Casteddu. In i murus funt appiccadas custas losas de mramori, chi portant s'elenco de tutti is arciobispos de Casteddu, de su primo vinzas ai cussu chi c'esti moi Giuseppi Batturi de Catania. Momenti podeu ligi, secondo sa tradizione, su primo vescovo de Casteddu è stato Santo Clementi Romano, che poi è diventato Vinza Papa, e questo Clementi Romano, venendo in Sardegna da Roma, si è fatto discepolus e su primo dei discepolus è stato proprio Santo Millano, sardo, Emilianus o Emilius in lingua latina. A seguire, tutti i altri, Bieus Podeulligi, Santo Bonifazio, Santo Siridonio, Santa Vendracci e tutti i altri, finzas a sadiri de oi. Un elenco completo che non ha mai dentro interruzioni. In reliquias e sa tumba de Santo Millano è stata scoperta in su 1620, in Casteddu e Tottu,
e reliquias s'agattant dudadas in su santuario de sa cattedrale e de sa seu de Casteddu, che proprio noi accanta e noi andaus ad agattai. Seus ananti de sa cattedrale de Casteddu, chi con fueddu antigu si nara sa seu. Questa gresia è stata fabbricata in sa prima metà de su 200 dei Pisanus, che in noi in Casteddu hanno fatto una fortificazione cosa in zoro a partire de su 1217. A Singirio dessa metà di su 200 sa gresia via già stata fabbricata a casa in sudotto ed è parrocchiali de su quartieri dei Pisanus de Casteddu è diventata sa cattedrale de Casteddu. In noi, in su 1258, si è trasferito s'arciobispo e su capitolo dei canonicus e aici questa gresia è diventata sa cattedrale. Sa vasi de su 200 a barra pagu cosa, a barra sa facciara sa parta intru, a barra antai stransettus, tutto s'altro è stato rau a fai in su 600 e in isprimannus de su 700, può donare a questa gresia s'aspetto moderno de una gresia barocca. A sutta de saltari maggiori de sa cattedrali, in is primus decennius de su 600 è stata fabbricata sa cripta po doi dudai in reliquias dei santis martiris che in moi andaus a Biri. Seus intraus in su logo religioso prusu spantoso de tutta sa Sardegna, su santuario dei martirisi de sa cattedrale de Casteddu. Questo luogo è stato fabbricato per ordini de custo arciobispo si narada Don Francisco de Esquivel a partire de su 1616. Pensai, se deppio scavai a punta de picco dotto sa rocca, a sutta de saltari maggiori de sa cattedrale, o ci può fabbricare a intrusu questo luogo straordinario. Poi t'avoffio questo arciobispo, poi dove podi dudai il reliquias dei stantis martirisi che esso gli ha fatto sgavai a partire da su 1614, quando in su mese della Damini ha cominciato i scavos in sa basilica de Santo Saturnino. S'arciobispo Don Francisco de Esquivel è morto in su 1624 e è stato dudau per arricchire i visitatori e i devotus. Dell'arciobispo de Esquivel nos bieus dus arretratus, uno in su govecco del suo sarcofago, una statua de mramori, e un altro in questo quadro, a un didagattaus un genugau ai spei del suo crocifisso con tutte figuras dei martiris che su ha di fatto scavai in su 1614-1623. Commenti questo quadro, tutta sa decorazione del suo santuario è stata fatta infatti ai tempus e tutto dell'arciobispo de Esquivel e infatti pinzas a su 1635 a Singirio dell'arcivescovo successore che si narada Don Ambrosio Maccin de Achena, ma in moi andaus a ciccai istumbas de Milano e Pillimo. Su santuario dei martirisi della cattedrale de Casteddu è fatto de tres aposentos postus s'una cantess'atro, uno per un anno che è custo dedicato a Nostra Signora dei Martirisi e dus atros pruspiticheddus,
a una parte a Satra dedicato a Santo Sadurrino e a Santo Luciferro. Su santuario è fatta icci, i mursu vunti stettiu fabricausu, ponendi pocantonisi, casciasa de pedra, a undi ci vunti serradas a intro i reliquias dei santus. De manera chi, pondi podi bogai i reliquias dei gustus santus, toccada a sciusciai su muro in treu. E questo proprio può impedire a sa gente de divurai i reliquias tanti preziosas pianta consideradas. A foras de gustus murus fattus de cascias de pedras, ci vunti gustas losas in basso rilievo, pintadas, funti fattas de mrammori e ci vunti figuras de dogna martiri chi esti dudau a intre su muru. Intre i gustus, i reliquias dei santus Luciano, Pillimu e Millano, chi vunti stettias agattadas accanto a sa basilica de Santu Sadurrino, in su mesi de marzo de su 1620, in una cripta funeraria che di Antanau Sagresia dei Santus Mauro e Lello. Zagattaus in Casteddu in sa biblioteca universitaria, che è stata aperta a su pubblico in su 1792 de su re de Sardigna Vittorio Amedeo III. Questa biblioteca è doncasa sa prus antiga e istituzioni culturali che attentu sa vita più longa de tutta sa Sardigna. Per questo motivo è pure sa biblioteca più ricca. E proprio per questo seus benius in noi, poligi un libro che è meda raro, e esti su Triunfo de los Santos del Reino de Sardegna, scritto e pubblicato in su 1635 de su casteddaio Dionisio Bonfant. Dionisio Bonfant ha fatto su punto podeonnai a pizzo dei Santos Millano e Pillimo, siantastettius martirizzaus a sutta dessa persecuzioni dei Neroni. Issu naradaici. A chi nasció Priamo, a chi Emilio in Casteddu issu narada, fue gentil, dice, estettiu pagano, però studioso e amico dessa sabiduria. Quando s'apostolo Santo Giago e Bennium Casteddu, poten disiri avvato a Santo Clementi che poi è diventato Papa, questo Santo Clementi ha piegato discepolo a Santo Millano. A Pustisi est arribau in Casteddu in Cinaranta is antigos e Casteddaios e est arribau in noi finza a Santo Pedro e si commenti ia pozio constatai che questo Millano via da un omini bono, scippiu, preparau da nominau prima presbitero e poi addirittura obispo in loco de Santo Clementi che via Torrau in Roma. Tutto questo è succedio in s'anno 68. A Pustisi, in su 69, è stata proclamata sa persecuzione dei Neroni e questo santo, in pari a Pillimo, a Felici e a Luciano, è stato marturiato in noi in Casteddu a su 28 de maio.
Atras cosas de meda importu narada su Bonfant, si narada custu, ca su martirio de custu santu viat acontessiu a perdendiddu in su sattu de sa bidda de sestu. Si narada chi ancora in di de issu s'agatada allogada in sa cresia de Santu Millanu de sestu una deis perdas totu prena de sanguni chi via serbia po marturiai a su santu. E prene veritadi, poitta ancora in di de oi, in sa cresia parrocchiali de sestu, s'agatada s'arrichigliari de pratta con custa pedra insangrentata, chi d'ogni anno veni portata in processioni a sa cresia de Santu Millanu su sattu de sestu, chi estetiu su logu de su martiriu e moi andausu ad agattai. Commenti scieusu de su Bonfant, a su tempus cosa sua, in su 1635, in sa cresia de Santu Millanu, in su sattu de sestu, viat allogata una de isperdas chi, secondo sa tradizione, vianta serbias po marturiai a Santu Millanu. Custa arrichigliari è un arrichigliari de pratta, a un di esti proprio inserrata sa verda, in di de oi s'agattata in sa cresia parrocchiali de sa bidda de sestu manno, chi è dedicata a Santu Giorgi. Questa cresia è una dei cresias prus bellas de dottus arcidiocesi de Casteddu. È stata fabbricata in stili tardo gotico e in su 500. Su modello è pigau de sa cresia de Santu Giagu de Casteddu, che è stata proprio una dei primus cresias fabbricadas in Sardegna, sighendi su stili gotico aragonesu. Sa cresia de Santu Giorgi de sestu è una cresia che esti dei gussas a facciara piatta, con merlatura, una grande ventana ad onda in mezzo proprio de sa vacciara e un portale con sarca a punta de su stile gotico. A intro sa cresia teni sa bovida fabbricata in muratura, sempre fatta a punta, con cappellas piticheddas de una parte e de s'altra e saltari maggiori con sa volta a nervaduras. Tutto su arredu a intruso de sa cresia de mramoris colorausu funti stetius fattus in su curso de su 1700. In noi in sestu dua voltas est festau a Santu Millanu e pondisciri de prusu du domandausu a su parroco de noi che si narada Don Sergio Manunza. Sa primo cappella ma non manca de sa cresia de Santu Giorgi de sestu e cussa dedicata a Santu Millanu. In saltari de custa cresia, in s'antichidadi, viant allogausu is dus arrichigliaris de pratta, con i reliquias de prusum portu de custu santu, e adessi sossu de sa conca su craniu, e sa perda nodia che via serbia proprio a matturiare su santu a peldendiddu. Ai un naughi in sestu si va in duas festas de Santu Millanu, e in questas festas custus arrichigliaris si portant in processioni de custa cresia vinces a sa cresia de su sattu. Is arrichigliaris vunti gussu con sa conca fatto de sa bottega casteddaia de su fratteri Sisinio Barrai a Singiri de su 1620. Sisinio Barrai è su proprio fratteri che ha fatto per ordini de s'arciobispo Don Francisco de Schivel s'arrichigliari po sa conca de Sant'Antioco su 1606. Mentre si s'arrichigliari sempre de pratta con sa perda de su martirio pare che sia da adesso 700. Pondisci de prusu deis festas chi s'estesus vainti a Santu Millanu, du domandausu a Don Sergio Manunza. Commenti vuntis festas a Santu Millanu, duas festas a s'annu vesi? Duas festas a s'annu, vesta importanti meda, vesta manna, sa vesta de maiu e prupitica, su santu vati di su sabudu,
sa missa in noi, sa partenza, poi s'arrivo a Santo Millau, s'altra missa a Santo Millau e poi su domenica missa in Sagresia del Susato e missa in Sagresia parrocchiali. E questa è la festa del Santo Millaneddu, come festa del Santo Millaneddu. E c'è la festa a Manna pure. E poi la festa a Manna, in su mese a Capodanno, la processione vati di su Genavara, sempre dopo la missa che si va in Sagresia parrocchiali, e poi dopo l'altra missa in Sagresia del Susato, in Sagresia dedicata a Santo Millau. La gente che partecipa è sempre in meta, poi dopo questo Santo Millau e sa festa manna, sa festa più importante. Sa grande festa dei sestesos. Sa grande festa dei sestesos. Ma andato ad aprire questa gresia de Santo Milano su Satto de Sesto che domanunta e staici gentili desaccompagnai. La Gresia de Santo Milano in Susato de Sesto fia s'antica parrocchiale de sabidda despopolata de Susue. La Gresia è stata fabbricata in sa seconda metà del 1200, può segnalare su luogo a undi, secondo sa tradizione, è stato marturiato Santo Milano. Santo Milano, in canto vescovo obispo de Gasteddu, via predicando s'Evangelio in Ividdasa e in Sattoso a Singirio de sa città de Gasteddu. E in noi sorprendio dei paganos, si commenti a predicare s'Evangelio in questo tempo fia proibio, danti boccio con cusso che tenianta portata de mano, antipicao isperdas de terra e danti boccio a peldiendiddu. La gresia è stata fabbricata dei proprios maestros che hanno vesau la gresia de Nostra Signora de Bonacattu in su giudicao de Arborea accanto de Oristanisi e in noi accanto de Gasteddu la gresia de Santa Barbara Sarda in i montis de Capoterra. Tutto a Singirio de Sagresia bieusu iscumbessias, che vunti in meda manna, sa poita in noi è grande sa festa che si fa in onori de Santo Milano. E proprio può arricchire tutta questa gente che ogni anno può due volte sanno accudiri in noi può a festare su Santo, sa gresicedda prus antica che via ad una fatasa, che via troppo vitticca, e stette ammanniata in su 500, aggiungendo a sa parte ananti un broccio con arcus e pilastros, e in su 600 vendi a fianco a sa parte de tramontana de sa gresia antica un'altra gresia noa a un disagatta puro sa sagrestia. Santo Milano è sempre stato considerato uno santo meda profettoso che ha fatto tanti miracoli e in teneuso sa prova in noi in sa sagrestia de Sagresia de Santo Milano in Susato de Sesto. In i muros vunta piccauso i votus che sa gente ha torrao a su santo può da ringraziare po isgrazias a chiadi ottennio. Biesi vunti fotografias, quadrittus, corrigeddos de pratta, d'ogna cosa che, secondo questa tradizione, si impera da proprio po' torrai grazie ai santos i miracoli ottennios. De maniera particolare, in noi però, s'allogata uno quadritto vintao a pizzo de una roghellina, de una tauledda dell'inna, che è questo, che è uno dei votus plus anticus, fattos a pintura, che s'allogano in tutta la Sardegna.
Su miracolo, ita si ammostrata sa processione de su santo e bieus su gocciu commenti viada a Savini de su 700 o primus annus de 800, poita queste adattazioni de questa pintura, i poesi mudaus con i bandierinas commenti si via da questo tempus, ma il te succedio che una roda de su carro esti bessia e adi ingotto malamente a su carradori che dubbieso tutto un sangrentau, ma sa virtù de su santo dadi sanau. E questo commenti tengunau è uno dei plus anticus di questo quadros che ci vonti in tutta la Sardegna, ci ne vonti un altro scanto in suo santuario di Nostra Signora de Bonaria, ci indesti uno in Sagresia de Santa Arega in Decimo Maiori e altro spagoso allogauso in altra scresias anticas de sa Sardegna. Sigenti is arrastros de Santo Millano e Pillimu, seus arribauso in Bidda Maiori, una frazione de Santuidu, Bidda accanto a de Muravera, a una sessantina di chilometri de Casteddu. In noi, a seconda dessa tradizione, Santo Pillimu, un'otta che si via convertito a su cristianesimo, si via da retirau po bivi de eremitano, po studiare meglio su sa religione noa che ad ascerau, e poi non si vai a trappai de autoridades romanas. A questo che conta da Vittorio Angius, uno studioso che a sa metà del 800 ha fatto una descrizione generale di tutto i biddas della Sardegna, in noi in questo periodo si via sa festa prummanna di tutto su Sarrabus. In noi, su 28 de maio, accudia da sa gente a Ceddasa, po venerai a su chi naranta Santo Villimo dei Doloso, e questa è sa gresia sua. Seus a intro del suo santuario de Santo Villimo in Santuido, in compagnia de assessori comunali Giampiero Cucco, assessore del suo comune de Santuido. Assessori, è ovvio che dotta singirio de Sagresia è tutto preno de cumbessias, segnali che in noi ci via novenario e festa manna, ma questa festa che è stata descritta in 800 de Sangius, ancora si va in di noi? Allora, in di oggi sa festa di Santo Villimo e sentia mera, specialmente i agenti locali. Però, scompassia ha avuto, come ci vuole in fuori, cosa che mi conta mamma mia, mi conta ancora che prima addirittura di prima la campanta in noi, questa bianta pei. De Muravera, de Santuido, dunque la famiglia venivano a croccare noi, poi si preparava questa festa manna, poi subito de maio. E dunque voi si partiva, voi a cantovare, arrivare a Santo, a Tovianta Augusto de Muravera, piganta a Santo Santuiresus e poi venivano a fare questa festa a noi. E sagattare a milizia, sagattare tutte queste vite riunite, questa festa di Villimo è stata una festa sentia di tutti gli arbori. Ma ancora oggi? Ancora oggi, e me la sentia. E il 28 di maio Santo Villimo è andata in festa, si ora in festa, proprio grazie ai cittadini e a Savede per Santo Villimo. Siamo contenti del gusto. Ascolti, io vi in questo squadretto che ci vanno a piccare in Muroso, che 25 anni fa, questa chiesa è stata fatta a santuario diocesano. Da ricorda dei commentesti stetti a sa festa quest'anno, su 98. Su 98 è stata una grande festa, ci fu a partecipare, ma non su Sarbus, ma anche sul campionato, ma ricordo ci fu sa gente mera, perché è stata connota con il santuario, dunque una festa manna, celebrare specialmente con il vescovo. È stata una cosa bellissima. Ci vediamo Monsignor Alberti in questo periodo. Monsignor Alberti è una festa bellissima è stata.
È stato fatto il restauro di tutta questa gresia e poi sta proclamazione al santuario. Sì, è stato 98. Sì. Ma una curiosità di Midogada, ancora Santo Villimo è broffettoso come in 40 no temposo? Ancora non fa il miracolo Santo Villimo? Secondo me li fa questa gente comunque è mera fedeli e secondo me credono ancora ai miracoli, poi sta gente, c'è gente pure che dopo venga intendi, gente che sta mai e sta di questa festa puntualmente in noi e picata s'acqua, insomma ci crenti in mera a questo a su chi va a Santo Villimo. Grazie a me, assessori. Posto che s'agattauso in noi, ananti es altari maiori de sa gresia de Santo Villimo in Santuido, naraus dus fueddos a pizzo dessa iconografia, cioè dessa figura de su santo. Biesu che is anticos sido figuranta commenti uno cavalieri, un ufficiali in direttura dell'esercito, posto de spadino a su fianco e con una sciarpa apposta a cintroggio. In sa mano diretta tenedi una gruci, e in sa mano manca sul libro dei Vangelios. Su segnali del suo martirio casa sua esti uno stillo chi esti sticchio in suzzugo, chi tiene sticchio in suzzugo. Dubbioso giovaneddo e non si scidi poitta non scioso se dati esatta gando e motto, si vidi che gusto esti una cosa in debessia dessa tradizioni. S'agattauso in noi proprio in su coro del suo santuario de Santo Villimo. Su logo a undi tengo spesi è proprio sa rocca de su monti, a undi 2500 anni sananti de Gesù Cristo is antigos sardos antiscavau tres grottigeddas funerarias de ischi dinanta domo de Ianas. In su primo secolo dell'era cristiana, in noi, a seconda dessa tradizioni, si sta retirao Santo Villimo po bivi de eremita. Funti tres aposenteddos sono avato de satro, basciteddos, scuriosos, con sperraduras in muros, che in sierro da reprenti dotto questo luogo de acqua. In su 1200, sa votta de gustas gruttigeddas estetia inserrata a intro de una gresia vitichedda. Non ci punti dudas chi soggetto dessa venerazioni vestenti proprio is tres gruttigeddas, poitta bieso chi sa votta estetia lassata proprio in mezzo de su muro de fondo. E accanta tanti vabriccau custa specie de cubo de muratura chiesti saltari antico, saltari mesoevali. Quest'altari, pocanto pozza parri strano, è l'unico altare del suo mesoevo che si sia conservato sincero e in sa posizione originali cosa sua in tutta sa Sardegna. Ma sa gente che accudia in noi po' a festai a Santo Villimo e du venerata commenti Santo Villimo dei Doloso, e te chi ciccata? Potenni a risposta a questa pregunta, deppe ulligi su chi scrivi uno studioso casteddaio del su 1600, Dionisio Bonfant, in un libro cosa sua intitulao Triunfo de los Santos del Reino de Sardegna, pubblicao in su 1635. Tra i tanti santos, cristianendi de Santo Villimo, serra su discorso su Bonfant scriendi di aici. Alianse en el reino muchas iglesias dedicadas a él. E adesso in sardo, in questo regno nostro de Sardegna, incivunti medas cresias dedicadas a Santo Villimo, e de manera particolare bolida remonada cussa de sus arrabos. In sagali s'agattan tasutta de saltari tres gruttigeddas, e in una dei custas, po miracolo, sguttata dei murus un'acqua profetosa
chi deni su poderi desanai medas doloris. Doncas id devotus benianta in noi vossa vesta de su santo, ascutanta sa missa e piscanta degustacqua de sa gruttigedda da buffanta von disperare de dottenni sa sanadura dei maladiasa. E ancora oggi dura questa tradizione, commenti poteu viri, grazie a sa presenza, accanto a sa botta dei gruttigeddasa, de gusta tassa de verrusmalto pintata a florisi, chi è cussa che bene di imperata deis divottus po piscai s'acqua miraculosa. E a s'accabbo una curiosità. E adesso stettiu impossibili de donai un'adattazione a questa gresia che non tiene nessuna caratteristica architettonica, che non avessi stettiu po' custas disquas o pratariglios che vunta piccauso in atto in sa vacciara. Custus pratariglios inanta in italiano bacini ceramici e fianta decorazioni tipicas ad essa architettura romanica mesuevali. Funti stetius fabricaus in Savona in Liguria e Salerno in Campania, funti tippus meda connotus deis archeologus e funti databilis a sa metadi de su 1200. Quando poi in su 1620 in Casteddu si funti agattadas in reliquias de Santu Villimo, questa gresia è diventata troppo pittichedda per tutta sa gente che venia da noi a sa festa su 28 de maio. Dei noi sa decisione de inserrai sa gresiedda in una gresia prusmanna fatta dottu arcuso. Ponai unu paragoni, unu pagu strano, e su proprio traballo che anti fatto in Assisi, a undi in su 600 anti inserrau a intru de gresias baroccas a sa gresia de Santo Damiano e a sa gresia de Santa Maria deis Angelus, chi vianta is gresias prus caras e preferias de Santo Francisco e de Santa Clara. Uno vago plus in pitticco e sa proprio cosa gli stetti avvata in noi. In su discorso cosa nostra a Pizzo dei Santus de sa Sardigna, e essendo l'ompius vina Santuido in su Sarrabus, fiadano doveri a si firmai, a donai proprio onori, a una persona che estetio podeunai un santo legu, un santo laico, now in lingua italiana, zio Antoni Cuccu. Questo zio Antoni Cuccu è stato proprio una specie martiri, ma desidei cosa sua, e stuno che ha donato tutta sa vita cosa sua, poi un ideali, e cali via questo ideali. Cussu deve portare innanzi sa lingua e sa cultura sarda. A partire dai anni 60, zio Antoni Cuccu ha girato d'ogna festa, d'ogna mercato e d'ogna logo de medagenti in tutta sa Sardigna, vendendo libureddus de cultura sarda, de poesia e lingua sarda. Il settotto via cussu, chi dusu via da imprentai, è andata de logo in logo a dusu vendi e ha passato a icci tutta sa vita cosa sua. Issu è nasciuto in noi, in Santu Idu, in su 1921 e in noi a Dolummanno e Benni a Morri in su anno 2013. In tutto questo tempo issu esti arrennesciu a fai imprentai pago manco de 200 titulus de libureddus de poesia sarda e issu ad arregotto tutta sa produzione classica de grandes autoris e poetas des antichitadi e poi ad aggiunto de su
is trascrizioni de medas garas poeticas, chisso e tottu sighiada e fieda imprentai andendi ad asavendi. Zagattaus no in Santuidu in una specie del logo sacro. Zeus in via Silvio Pellico numero 15, di via Saddomo de zio Antoni Cucco, ed io tengo su grande onore di essi in noi, in cui su via su magazzino dei libureddos de zio Antoni Cucco, in compagnia de su Villo Vittorio. Su Villo Vittorio a su gali da un approfitto di dimandai, ma il tadipo de uomini via da su babbo. Ma che lo strano, le tariforia non dice dipende, poi commenti fuori a questa persona, secondo reagire secondo questa persona. Ecco. E quando commente chi ha cominciato zio Antoni a si interessare di poesia sarda e candesti che voi siete usciti chi ha deciso di dedicare tutta la sua vita cosa sua a questa impresa, di salvare questa poesia e questa lingua sarda? Ma da quella che non mi era, adesso 52, ma ricordo pure a tenere 7-8 anni, giocando babbo, 10 pure, ma ricordo bene, ma quando ho cominciato a seguire i scantaroli ovunque, poi andare in bicicletta, ad ascoltare, fui talmente appassionato, e poi anche la poesia ho cominciato a tenere in mano, dispracere, e se si dedicato a stamperie, poi vedi che anche si deve stampare il canto, poi da spendere, e secondo, entra a stampare e cominciato ad andare a divulgare. Infatti noi teniamo noi di ananti proprio i valigie de cartone che diventano pago su simbolo de zio Antoni Cucco e delle attività commerciali, ma de promozioni culturali, perché commerciali che su via da. Io sono andata in ogni luogo della Sardegna. Sì, ho cercato di accontentare che rotto su d'un 80, tanto zio Antonio ragazzi lo sa festa in vita, non voglio che manchi, resti invitato e tutto canto, e io subia vuoi accontentare a chi voleva naturalmente, ecco. Io ho cominciato ad andare in giro in anni 60, che comprendi bene, e finché quando ha durato? Ma io da 82 anni quando se ne andavo circa, non si è da fatta più, io se adesso proseguivo, ma è proprio seri ed è più rientrare che non ti manca tanta sforza, infatti dopo vago se ne andava. Insomma, finché che ha fatto? Finza s'assutimo, torrao Sannai è stato proprio un martiri della promozione culturale in lingua sarda dessa cosa nostra. S'arriu Demmo arriva da mari in sa costiera centro-occidentali della Sardegna. È uno dei spago a Rio Sardoso che si pozza navigare a su mancuso buono bello tretto. Poi gusto è sempre servio de botto. E infatti sì, in noi si sta gattao uno reperto archeologico med antico, un arrogo de iscrizioni scritta in lingua fenicia, che si data da tra l'VIII e sul VII secolo avanti di Gesù Cristo. A posti dei Fenicius in noi vunt arribato i Spunicus e poi il Romanus, che in noi hanno attivato uno municipium civium Romanorum, i Tolinnai. Olinai commenti che uno quartiere del Roma avesse stati ubicato de Vesu e portato in Sardegna, doncasa una cosa de meda importo. Po gusto in noi, finza al suo cristianesimo si diffundio in un periodo meda antico, secondo sa tradizioni, addirittura in su secolo I di Gesù Cristo. De questa antichità ai ci remottano de neuso di stimongios. Scettivo de unnai che in noi è stata fatta una diocesi in su secolo XI, e via dedicata a Santuverdo. Fiada, questa gresia, a intre sa città di chi si è narrata Bosa Vettus, poitta a Pusti è stata fatta un'altra città di chi si narra Bosa Noa, una a Manca e una a Deretta de Sarrio.
Sa città di Bosanoa tiene una cattedrale dedicata a Nostra Signora Immaculata. Gli stettia cominciata a fabbricare in su 300 proprio ai spesi del su castello de Serravalle, che è del su secolo XII, proprio di Singizzu del su secolo XII, apposti d'antitorrata a modificare in i secoli seguenti, tornata a fare in su dotto in su 600, sciusciata e tornata a fatta in su 800 con un nuovo progetto del su 700. E esti noi proprio in sa cattedrale de Nostra Signora Immaculata de Bosa, che oggi funti allogata in reliquias del dus Santus, Emilio e Priamo, che funti patronus de gusta diocesi. E andauso ad Asbiri. La cattedrale de Bosa tornata a fabbricare de Branta in is primus annus del Ottocento in stili barrocchetto piemonteso, alloga però meda dei arredus sacros che vianta dessa cattedrale de Sudascentus. In mese augustus saltari maiori de mramoris colorausu. In su centro dei saltari maiori a intre un unicciu und una fenestredda a forma de goru, sibintis cascittas gli inserranta in reliquias dei Santus Emilio e Priamo, patronus dessa diocesi de Bosa. In reliquias di Gustus Santus funti in pari a atras cascittas de reliquias, che beniti però de Roma, i vientastettias regaladas a su vescovo Soggiaserra, che date lassadas a sa cattedrale cosa sua. A pizze saltari bieusu, in mesu sa statua de mramori de Nostra Signora, ingiriata da una parte dell'altra dei statuas dei Santus Emilio e Priamo. Emilio in trassa de obispo e Priamo in trassa de soldau. Custo poita sa leggenda si presenta da a Emilio commenti proprio su vescovo che ha di evangelizzau a Bosa Vetus, Bosa Antica, e Priamo commenti su soldau che un'otta che a Emilio dianta arrestau, dove pia tenne in custodia. Tutto questo, secondo sempre sa tradizione, e adesso Zuzzerio, in s'anno 69 apposti di Gesù Cristo, durante sa persecuzione dell'imperatore Neroni. Sa proprio scena, in pratica, da bieu puro in subsidi de saltari maiori dessa cattedrale de Bosa. C'è un affresco che è stato fatto da un pittore de Parma, venne a vivere in Bosa Savini del 800, che si narrata Emilio Scherer. Questo Emilio Scherer, commenti bieuso, ha pintato in mezzo a Nostra Signora, che donando sa benedizione cosa sua a sa città di De Bosa, ingiriata a ingenugonis e adorata de Santus Emilio e Priamo. In sa cattedrale de Bosa, a intro dessa sacrestia, s'alloganta pure due statuas dell'inna pintata dei Santus Emilio e Priamo e funti statuas del su 600 che serventi d'ogni anno per fare sta processione in sa festa dei Gustus Santus su 28 de maio. Si picanta e si portanta in processioni fendi di vai su giro dessa cattedrale e questa proprio è sa festa. A undi punti astettias agattadas però in reliquias dei Santus Emilio e Priamo, de undi arribanta desta cattedrale antica de Santu Pedro extramuros che noi andauso a agattai. Sa cattedrale de Bosa Vetus, e adesso Bosa Antica,
è stata dedicata a Santuberdo e fabbricata per ordini di un vescovo che si narrava Costantino de Castra in anno 1073. In questa propria Grecia, un vescovo che si narrava Vicente Baccagliar, arrivò de Gasteddu a pigai possesso dessa diocesi de Bosa, in anno 1606 ha fatto vai scavus a sutta de saltari e questo scavus antibotau a sa scoperta de una gascia de pedra a intro de sagali ci vianta il reliquias de dus santus Emeli e Pemeli, Emilio e Priamo, che vunti stetius de questo momento poi proprio proclamauso patronus dessa diocesi de Bosa, ma intrausu a Biri. Proprio in trendi, in Sagresia romanica de Santo Pedro de Bosa, agattau subito su documento storico che si narra s'adattazione cosa sua, iesti gusta iscrizioni, i podeu ligi, ego Constantinus de Castra, episcopus, in sardo iadessi, Deu Costantino de Castra, vescovo, pro amori de Deus e a onori de Santo Pedro, approvato vesai, questa Grecia, in anno 1073. Su vescovo Costantino de Castra aveva da un grande amico del suo papa Gregorio VII e da aiutare Meda per importare la riforma della Grecia cattolica in isola de Sardegna. A tutta queste iscrizioni agattau su questa cascia de pedra decorata con crugisi. Questa cascetta de pedra depidessi dess'epoca tutto del suo vescovo Costantino de Castra e depidessi sa cascitta servia po ponni in reliquias de gustus santus Emilio e Priamo o Milano e Pillimo in Campidanesu che moi vunti in sa cattedrali Noa de Bosa Noa. Ma si vai spiegare meglio i testetti agattau a intre questa cascitta andau a domandai a un ospiti de eccezioni. Don Giuseppe Pisano, che moglie su parroco de Suni, a Piccioccheddo attento sonori dedicai parti a una cerimonia di grande importo in sa Grecia cattolica, sa ricognizione dei reliquias dei santos patronus dessa diocesi cosa sua, dessa diocesi de Bosa, Milano e Pillimo, ogumenti innanta in noi, Emilio e Priamo. Oppure un altro nome puro da in questo santo. Emeli e Premeli, sì. Poi taga, quando anti agattau reliquias in noi, su 1606, da Santa Gattata impari a una iscrizione che narrà proprio a Icci, Emeli e Premeli. I tesa agattau in tre sagascitta dei reliquias? Ma veramente si pensia da deciappare so scorposo in treoso de so santos. Invece, il bistau ciappau solo cracchi pagu de terra, de ossos, dentes, de sol santos, e roba. Roba che si pensia da, secondo su verbale che il bistatu redato da su viscamu de dando del Monsignor Frazioli, da chiama da camisa de su martire. E invece poi si è scompreso che non fu di camisa, ma fu di sa roba che imbolighia da sos ossos o de sos santos. Ma a intro dessa cascia dell'Inna, che estimo in sa cattedrale de Bosa, ci vianta documentus, calincuna carta, calincuna storia? L'unico documento più antico che è il stato ciappato è su verbale di Monsignor Cossu, quindi del 1700, ma altra cosa no, niente. E don cosa si può pensare che questi martiri non siano proprio del suo luogo, ma siano reliquie che si sono arrivate a noi de Voras. Però, in mezzo a tutto il resto, vi fu fino a ampullas che un archeologo l'ha definita all'epoca romana, birdes e blu, de colore. E a intro bivuni buccone de ossos e terra, che non è stata però definita la origine di questa cosa, quindi non si schidi sì
cusos contenitores podian essere esos contenitores antigos che sono stati impreados per creare sa reliquias che funo in noga in Bosa. che funo in noga in Santo Pedro. Ma sa venerazioni in Bosa dei Santus Millano e Pillimo, Emelio e Pemelio, su testimongio bros antico, a quando risalidi? Sul documento de esos registros parrocchiales de osa riferini su numen, sol numenes da sus eschentos in poi, quindi non... Don casa si può innai che sa venerazione si annascia in pari con sagatto de reliquias. Sì, questo emmo, però sa cosa curiosa è scusta che su modo de fai dare de solbosincoso emeli e premeli o pemeli, la nara longa che i sol documentos, i sos cartiglios che sono stati ciappados da sus eschentos, del Monsignore Vicente Baccagliar. Ecco. Emelius, per lo distinguere, Emelius et Pemelius. Sol bosincos utilizzano questo nome, non erano Emili e Priamu, ma erano Emelius e Pemelius. E quindi Dunque, può dirsi che siano santo una... diversos. Sì, di sicuro. Potete essere gai, ma questo non si schifo. Certo. Bene, Don grazie a Don Giuseppe Pisano per la sua disponibilità e sa gentilezza cosa sua e noi seguiamo su viaggio cosa nostra a Conca dei Scani. Sagresia parrocchiali de Santo Pedro de Scano Montiferro, fia da sagresia de uno priorau de Varas Camaldulesus, che dianta ottennia questa gresia in regalo de su giugi de Durris, che si narà Costantino I, impara Samulleri donna Marcusa. Questa gresia poi è diventata sagresia parrocchiali de Sabidda, e in noi, in su 1606, vendi sa visita pastorali, su vescovo de Bosa, che si narrata Don Vicente Baccagliar, che viene appena arrivato de Castello, ad agattao i reliquias de su primo santo martiri de in noi, de Santo Silvano. S'iscrizione funeraria donarata motu martiri a 45 anni. Calinco un anno brusa tricadio, uno vara gesuita in noi scanesu, che si narrata Sebastiano Carta, ad agattao sempre scavendi a Singilio de questa gresia, sa tumba de un altro martiri, che si narrata Santo Errio, che s'iscrizione funeraria narrata motto a 25 anni. Po gusto noso in sa cappella de su Rosario a intro de sa gresia parrocchiale de Santo Pedro de Scano e usagattai si statuas de su 600 dei Santus Silvano Ierrio che proprio punti distintas possedati si vidi che uno è uno minimanno e s'altro uno picciocchetto. Ma in pari a esi statuas sagattanta in cresia pinzas in reliquias dei Santus Silvano Ierrio che punti dudadas a intro des altari maiori de sa gresia, andausu ad Asbiri. Seuso a intruso dessa gresia parrocchiali de Santo Pedro de Scano. Queste saltari maiori e in pizza sa bovida bieusu che un artista de noi è tutto che si narà Isidoro de Logo in is primus annos de su 900 ha pintau uno medaglioni. A un disibinti in meso Nostra Signora tutto ingiriata de figuras de santus. E in questo santus si binti su Santo Profeta Davide con in mano sarpa, Santo Giovanni Battista, Sant'Antioco e poi i Santus proprio de questo luogo. Il Santus Pillimo e Millano, Gesù già connotto in Bosa, e il Santus Errio e Silvano che vondi proprio i martiri iscanesos. Poi intendi sta tradizione
Errio e Silvano vunt istetius discipulus dei santus Pillimu e Millano in su primo secolo appuste Gesù Cristo e funt mortus in sa persecuzione de su 69 des imperatori Neroni. Ma quando disciri de prusu, de commenti si va sa festa de Gustus Santus, tu domandaus a Don Giuseppe Curcu, che è su parroco descano. Grazie a voi a riccio. Enza Don Giuseppe, commente sa festa dei Santus e a un divunti allogadas in reliquias, a comenzato dei gusto. Sa reliquia sono collocate in sotto l'altare maggiore, in questa direzione, in un uniccio che contiene il resto delle ossos. È una intro di un'urna di luttone. Sì. Quest'urna di luttone si leata in processione. Sì. Sa di essa festa, E su dreghi dei capitani, Treghi de capitani. Namos che tenemos 3 días de festa. Su 11 e su 12 festamos a Madonna de todos os Santos, che è la festa più importante del suo paese. E poi su 13 la festa dei martiri iscanesos, Sant'Errio e Santo Silvano. Santo Silvano. Si fa che è una processione? Certamente, ogni festa può essere festa, tocca fare la processione. Su Manzano per la missa, sa su 11, su 0 si raduna la popolazione in Cresia, si voltano in processione si statua del Santos e poi s'urna con sa reliquia del Santos e si gira per il paese e poi sul momento centrale andiamo in un luogo che si chiama Montrigo Ereos, che la tradizione narra adesso il luogo dove sono martiri sono stati bocchidos, praticamente martirizzati. Su paese si incontra può rinnovare sa vita, sa conclusione si fa che in Cresia poi sa benedizione. Quindi si rinnova da sa festa di questo santo e si rinnova da sa vita di ogni cristiano di questo paese. Bene. Torrò grazie a Don Giuseppe Curcu, grazie a Diaderos e nosotros ci donamos appuntamento a sta prossima puntata de Sardigna Sagrada che adesso è dedicata a Sant'Antioco che proprio noi in Scano, da Antiponai, sa festa da 3 bottas a sanno, a Sibirimellos. Questa vaina è stata fatta con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.